buonasera a tutti e a tutti. Presento mica Pasqua perché se vous êtes suivi qualche adulto conoscete veramente bene, conoscete un militante che è militante a buon senso, per lingua corsa, impegnato, di poi anni e anni, abbiamo lavorato insieme. Quando era qui in Italia, un giorno ritirato. Da tutta fortuna non mi caspita Macron e di partenanza al mondo. Dunque abbiamo lavorato in parte, quindi lavorare sempre. E sono contento di trovare sul libro che tu ci porti, questa presentazione che tu hai dato, perché avevo giunto d'accordo e parlavo con l'università che tu conosci proprio bene, Di Mello, Sebastian Queneau, eccetera, di ciò che è da usare la lingua corsa nel 2050. Tu sei qui per rammentare ciò che è stato fatto di poi anni e anni a nanta lingua e a maniera di insegnare, posto che tu la fate proprio bene. Dunque io sono contento di accoglierti e a porta sarà sempre a parte, soprattutto per la nostra lingua. Voilà, vi ringrazio e ti lascio la parola, non dico più una parola di più, vi ringrazio. Allora, che ti ringrazi prima e poi un ringraziamento d'intesa a Municipalità di Ajaccio per abitarmi, al servizio di lingua, un ringraziamento di nuovo alla collettività che ha permesso l'edizione di questo libro e un ringraziamento di nuovo a un editore rappresentato qui da Bernard e una pensata per la sorella di Bernard che io trovo che l'ha fatta a rileggere a fare così che era veramente una faccenda difficile. Ecco, ringrazio tutti. Allora, un giorno ritirato sarà sicuramente più ritirato che ciò. Allora, non la voglio mica allungare perché di regola sono abbastanza lungo, dunque ho monturato, se poi vedete chi voltavi comincia radio, intrecciavano appena troppo, fate dei cenni. Ecco, allora voglio attaccare questo libro. Allora sul libro perché per parecchie ragioni. Allora, primamente io ho insegnato, ho fatto la formazione di maestri, di professori, una trentena d'anni, dunque un comando capese e dunque io, se volete, sono diventato, volendo o non volendo, un tecnico della lingua, perché la lingua lavorava tutti io, ecco, lavorava di una maniera un po' particolare. La mia esperienza non è mica quella di tutto il giorno, i corsi a una parte parlano la lingua, non possono mica vedere, non possono mica scrivere, ma io, dunque è stato un tocca, a me fortuna, posso dire che sono stato un dicio di poterla fare, negli anni 50 erano fare che non erano mica parlessi. Dunque c'è stato dunque questa premura e mi sono visto che certi affari si potevano migliorare. Allora non era mica di certe cambiarine che hanno sempre un vero vecchio che tengono una riga o tengono conto. Ecco, e faccio attenzione, non si stracci mica, possono del o più quando ne hanno bisogno. E ho detto certi punti si possono migliorare. Allora, si potevano migliorare certi aspetti, certi elementi di scrittura e a cerco, se voi volete, di fare una specie di sintesi tra la contribuzione importantissima di Domenico Antonio Giroldi e di Pasquale Marchetti di Levica e i lavori dell'università. Ciò che io devo fare è analizzare l'ortografia del corso partendo dalla linguistica e partendo in particolare dagli studi di Maria José Dabera Stefanacci e di Asosot. Ecco, dunque è un libro a tema di ortografia, ma di linguistica. Ecco. Allora, ultima ragione, dunque mi pare importante attualizzare la codificazione di lingua scritta in funzione
degli acquisti universitari, che ho provato a fare, e la mia idea era di tirare avanti la dinamica di standardizzazione di un corso. Allora, standardizzazione di un corso scritto. Quando dico standardizzazione, non penso mica a quella della lingua parlata. L'idea, lo spirito è che la lingua corsa è composta da esoparlate, tutte quante le so, e d'altronde so che si trova all'inizio di un libro intrecciato e cambiato. E infine c'è stata un'altra persona che posso mettere qui a va, ed era un tempo di Covid, dunque eravamo tutti andati in casa. Ecco, noi con fortuna, come noi stavamo in campagna, ci potevamo fare quella scappata senza che ci andavano civilissimi, ma mi sono detto, posto che siamo giosi, ha già cercato di fare qualcosa, e dunque mi sono detto, te, ciò che voleva da tanti anni, ha già provato a farlo. Ecco, e così, dunque, sono subito alla fine così. Ecco, allora partiamo ben inteso da polinomia, perché c'è una ricordata. Allora, polinomia e i contributori cominciamo con, dunque, a Crete Geronimo, nous appelons encore, ce sont de tous les paramètres distingués en deux paramètres, minces variantes, qui sont utilisées sur le territoire de l'île de Corse. L'idea è di parte dalla lingua, dall'insieme di dialetti che parlano tutti i corsi, e senza metterne uno sopra l'altro. Dopo, dunque, farò un duetto e abbiamo così, hanno parlato di dialettica e di un moltiplice. Dunque, viaggiamo in questa strada di concettualizzazione e di polinomia. E dopo è giunto, dunque, Marcellesi, che ha parlato di langue non interprete, eccetera. Boh, di una definizione appena astratta, concettuale, ma che permette di chiarificare cose. Il corso è formato dall'insieme che sono parlate, e i corsi sono coscienti che è una lingua spiccata, differente da tutte le altre, l'italiano in particolare. Ecco. Allora, è legittima ogni varietà dialettale, e ecco Marcellesi aggiustava solleciti di noi in Bureti. Marcellesi diceva i corsi avevano più stanno dunque sartinesi incontrano a Fiumorbaci incontrano a Castagliaci, dunque a un momento dato c'è una lista in Bureti, e questi ce l'ha città. Ecco, c'era l'idea sua. Ecco, allora qui parlare questo libro, e per un insegnamento di un corso, d'altronde, della necessità di un'attitudine polinomica. Allora, da Paola Riga un riacquisto, un riacquisto nel 70, dunque c'è sul libro Bibbia per l'ortografia chi dice la langue corse la sorte di tutti parli, e Paola Riga in 24 quella aveva detto no, ci può mica insegnare un corso fin tanto non avere una lingua unificata. Ecco, allora, se fate la dimostrazione che in giugno imparando l'uso dialetto, i cittadini o corso oppure a parlare. Dunque, il corso è una lingua che si insegna dopo i 100 anni senza che non ci sia una norma parlata unica. C'è una norma di scrittura, ma mica una norma di parlata. Un'attitudine polinomica suppone per il locutore a tolleranza a queste varietà che non sono casuali, per il scrittore dunque per quello che trova lontani per lo specialista della lingua una conoscenza, una descrizione sistematica di variatezza, che la difficoltà della polinomia è no, quando vai a scrivere tanto all'ortografia, ce la conosce di maniera quasi stabile, saremo tutte le pronunce, perché questo è un travaglio abbastanza delicato. Allora, detta sul travaglio c'è una visione detta diasistemica. Allora cos'è? Una lingua un diasistema. Il diasistema offre la sfruttata massima e coerente
un insieme di trattamenti a bocca a tempi diversi e convergenti di tale o tale dato linguistico su via sistema e opera fondamentale alla diversità formale di un corso. In generale a tempo, coerenza e diversità e si spicciano in diacronia, a diacronia che è l'evoluzione storica e in sincronia che è l'uso attuale in tutti i luoghi di Corsica. Allora, prendiamo un esempio di un pronome personale di a terza persona o singolare. Dunque in corso c'è un idu, edu e edu, e c'è un famosa cacominale di L'Alta Rocca, idu, di no, che viene da idu. Dunque, se voi volete, in diacronia avete l'evoluzione in l'utente, da idu a edu, e in sincronia avete tre maniere di dire la stessa parola a parte da un certo latino. Ecco. Allora, già sapete che 101 prima della toscanizzazione a maggior parte dell'isola doveva pronunciare piuttosto vedo capello e della toscanizzazione che ha legato alla trasformazione. Ecco, tutti i casi ciò che la suppone Maria José da Bella Stefanucci. Ecco, c'era un corso più anziano che è stato influenzato dopo la toscanizzazione a parte da un nuovo musico. Allora, all'interno del sistema dunque ecco esempi di sistema. Vuol dire che avete una poca educazione possibile che bisogna offrire. Per esempio l'alternanza vocalica tra A, O e U in posizione atonica. Si può dire pusà, pasà, posà, vocia, pacia, pocia. L'alternanza consonantica. Dunque, B, V e G. Allora, dica uso mio, baglino, gallino, baldo, gualdo, inverno, inverno, guanti, guanti. Ecco. Allora, come la si fa questa spartizione? C'è mica una spartizione che i castandici dicono così, che i gruzzi dicono altrimenti. È un po' a caso. In Castagniccia potete avere i lui casi. Potete sentire baglino e gallino, potete sentire. Ma a luoghi. Dopo c'è la geminazione, vuol dire che lui è consonale si vogliono, da lui si passa a uno. Allora, per esempio, un soldo è un soldo, e poi l'esempio forno, forno e fumo. Un trattamento sfarenziato di lieti di breve latine in posizione tonica. Allora, vedete, asete, aseti, asiti. A neve, a nivi. Allora qui avete esempi proprio di sincronia e di diacronia. E un pozzo, puzzo, e super che dà sopra e sopra. Ecco. Con sopra nelle parti di sarte. Ecco. Dunque, e c'è un caso di pronomi personali complimenti. Mangiano, mangialuti, mangialuti, mangiate. Allora, tutte queste maniere sono lecite. Allora, ce n'è una che non è mica stata descritta, che è mangialuti, vedete? La seconda. E questa si dice, per esempio, il regolaccio, si dice, ecco. Ma di maniera scritta, la troverete mica, o poco. Ecco. Allora, un partito preso qui, una scrittura fonologica. Allora, la scrittura fonologica è stata all'inizio quella di intrecciate cambiarine. Ecco, la scelta storica questa è stata fatta per le tre grandi lingue romaniche, lo spagnolo, l'italiano e il portoghese. Sono assai più facili da scrivere che il francese. Il francese è una lingua morfologica, etimologica, e che demanda assai tempo per poterla amministrare. Ecco, assai tempo, non avete la memoria visuale, perciò a legge, se volete scrivere il francese, già a legge. Ecco.
zona della scrittura è assai più sfatigato, come sempre. E di una scelta scrittura fonologica di Maria Gomiti in di pratica grammatica. Ecco. Dunque, in questo libro ci avete un principio di scrittura fondamentale che o più una lettera consonale rappresenterà due suoni. Dunque, la lettera P può valere P o V. Infine, di una logica, la logica di scrittura fonologica, che tiene anche il suo limite, nel caso di rappresentazione di due suoni, vedete, e nel caso di l'unimia. Scusate. Allora, la dialinguistica. La dialinguistica ha ripigliato, diciamo, sono iniziale di un'università qui che è quello di Juan Maria, per fare l'analisi di consonale, del sistema di consonale, soprattutto da questa spartizione. Allora, pedagogicamente la mia fa così, ma c'è un'analisi che è assai più fine, che è quella d'Annalisa Annesi, professore italiano. Vuol dire che linguisticamente la spartizione di varietà che c'entra in gallurese è esatta di più, ma se volete, per suo libro un po' di mica saltando di meglio. Troverete dunque a fonte è disponibile da Wikipedia. Ecco. È una carta che corrisponde più alla realtà linguistica di pronunce. Allora è uguale l'undole, ripio a terminologia, se le vocal sempre, già la terminologia delle succette cambiarine, come le hanno chiamate tanto. Un fenomeno importante per l'undole è la nasalizzazione, vedete? E questa i linguisti italiani negli anni 30 l'hanno rimarcata. Così che usano A, fine, la lettera A, vale A ben intesa, ma spesso si nasalizza mon, pone, fan, pone, non, vedete? È un fenomeno importante in questo. Ma non c'è che una maniera di trascrivere. Allora, le zone vocali intorno, per usare la famosa A abrasta, è possibile una sola scrittura, è una proposta che faccio, con la lettera A in certi casi precisi, A più R più consonante. Allora, perché, per esempio, in Castamicia dicono la R, dunque questa specie A aperta, e dicono per esempio, verde e parte. Dunque c'è lo stesso suono. Noi abbiamo parte e perde. Ecco. Allora, nel caso di A, quando c'è R consonante, di tutta maniera in giù, che poi no, c'è sempre questa famosa A a parte. Allora, come c'è sempre questa famosa A a parte, precisamente non vale la pena a mettere a quando A, a quando E. Se così può tenere un segno comune, se tiene un segno comune. Ma in questo caso qui, attenzione, ecco. Dopo si scriverà ante o anti e ente in funzione di verbo d'origine. Per esempio, studiante, quando è da verbo studiare, e combattente da verbo combattere. Allora qui c'è una difficoltà, perché chi, secondo i luoghi, studiante diventa studiante e poi combattente diventa combattente, perché c'è di nuovo influenza del francese, c'è mica scordarsi. Il corso non è mica isolato, il corso conosce la pressione del francese, K-Bonetto. Ecco, ma cioè essere cosciente. Ma si potrebbe fare una scelta formale a parte dai verbi che giovano da formare parole. Dunque, una scelta e basta, allora suffissuale, sacramenza, con la stessa ragione, aspiranza e appartenenza. Un giro in un corso non si può scrivere capo endo, perché? Perché tutto ognuno faccia i gironi in endo, giocando, andando, finiscendo, partendo, mica altre parole, mica cattivo spirito, perché
Dunque, no, vi dico perché chi da un pochi anni vengo i verbi na scritti con on. Dunque, questa non corrisponde a nulla. Allora in italiano che fa un corso, allora chi Nimo dice canton Nimo. Allora, in l'area appunto in Casuttana, dunque l'area ufficiale da Luca, appena detto, vai verbi ni, di tipo guarì, guariscia, e quella tonici come serva, questi hanno un gerundio inendo, finendo, servindo, correndo. E questi i gerundi, cioè questo che sono una realtà. Allora, il longo, il famoso il longo, questo è un caso interessante, sempre narcisico, ecco, ma se volete, ora è un problema di quando si è passato dalla scrittura di italiano alla scrittura francese. Ecco, allora, come lo usava la scrive oggi, sapete che gli ottavi, i marzili, i mari, i guarenti hanno tre scritture, qui, quelli longo e quelli greco. Ecco. Allora, se poi rimarcate qui, all'origine c'era l'ilongo, no, c'era qui l'ilongo, perché ottavi viene da ottavi, sono quelli di Tavio, erano l'ottavi, dunque c'era questa pronuncia che è diventata l'ottavi, ecco. Dunque vedete che qui, a principio c'era la scrittura con il longo, dopo ha messo il greco, poi veniva interfacciato e ha semplificato. Questa è la struttura. Ecco. Ma oggi esistono le scritture per via di un corso per i nomi di famiglia è in contatto sempre per via della storia con l'italiano e con il francese. Allora, la lettera a Ligu penso la firmo trova una sola funzione di insegnare la posizione di l'accento tonico durante l'ultima sillaba, un rima io cantavo lì. Allora si vede scritto così. Allora certi mi dicono ma capisce scrivere tu si la scuola. No, il problema è che questo il problema. Pedagogicamente si può fare questo, come già detto, c'è una trappetta, ma se voi siete capaci a correre, la trappetta, non troppo ai pesci, se vuoi dire. Ecco, dunque, ciò che conta quando uno scrive, devi saper parlare, se voi sapete parlare, non avete mica bisogno di una lettera. Dunque la lettera, se voi volete, introduce una confusione, non aiuta mica a bene più chiaro. Allora, dopo se non si fa così, abbiamo la parola vecchio. Vecchio, chi giusto appunto loro che hanno si dice da vecchio. Ecco. Allora, non entro mica nei dettagli, ma perché scriviamo mica così tanto? Dobbiamo scrivere pigliando il francese e ecco, vedete, cambiate tutto affatto la natura, la destinazione e la significazione dell'incarico. Scusate, ti sono piaciuto il confidante diretto. E allora ho detto che mi ha cambiato. Sì. Allora, gli stessa parola soli e soli. No, teniamo la scrittura e la
qui ciò che si chiama dialettalizzazione a lingua. Non devo mica avere l'unità della scrittura. Ognuno scrive a modo suo. Bon. Allora, sfunzionatura. Questa è l'area cismontica, quella più sparta, la ho messa tutta, ho messo unicamente questa, perché è l'area più ricca da un punto di vista di cambiamento delle pronunce. Dunque, passo qui. Allora, c'è un semplice sistema di opposte tra sorde e sonore. Allora, normalmente posizione forte di una pronuncia calcata, ti parla di questa che è più piano. Taulino, ponte, ponte, sole, usole. Vedete che sole e usole questa viaggia di luogo e per ponte e taulino viaggia unicamente in su. Dopo c'è l'opposizione intesa distesa che è più difficile a percepire, che sarebbe vostra, sarebbe ponti o ponti, taulino o taulino. Ma difficile a percepire veramente le differenze. E poi c'è l'opposta sonora, mezza consonale, vera, e giorno, uio. Sono i tre tipi di opposte per consonale. Parlo da un punto di vista di esame, me ne inteso, perché faccio sempre la relazione con la fonetica. E qui, se volete, vedete il Dio secondo l'altere fonetico di romanico. Ecco. Allora, ciò che propongo io è di integrare consonale mosse, voglio dire, di fare un insegnamento specifico, cui citati. Per esempio, l'au c'è una posizione tra teso e disteso. L'au, un lau, ci c'è mica la stessa maniera. Manzo, un manzo, nomi, tre nomi, roccio, un roccio, tre rocci. Ecco. E questo, se volete, è un travaglio specifico che lo so a fare, cui citati a scuola, per farvi pigliare coscienza di ciò che abbiamo messo tipo di posizione. Allora, è importante, perché c'è una specie di sfinanzata che faccio qui, ma se volete, sono unità discrete che facciano a ricchezza della parlata quotidiana. Questa. Allora, tra due vocali, uno rumie. Allora, io propongo un sistema semplice, penso che così. C'è AB che si può pronunciare di due maniere, sia B tra due vocali sia B. Esempio, riguarda, tabacco, ribocco. Ma in giù diventa ribatta, tabacco, ribocco o ribucco. Dunque, una consonante. Tutte le volte che lo si pronuncia B, doppiato, disponibile, possibile, eccetera. Così non c'è mica rischio di confusione. Allora mi pure dire, io ma fine sono italiano, sono francese, ma allora ragioniamo mica a parte opposto, ragioniamo piano un conto, italiano e o francese, io non sono mica contro, ma allora c'ho la faglietta di io e c'ho la dire, ciò che è importante è di dire, io propongo questa, parlo con francese, parlo con italiano, tanto sì, io parto dalla logica interna di un corso. Dopo c'è la parola macchia, libertà, questa, se noi cerchiamo di dire qui, già rivoluzione. Dunque, la guerra sta. Così no, già perde la mia. Ecco, allora, dopo a lettera B o a lettera doppia o P in posizione intervocalica. Allora, c'è la lettera P, etimologia dopo, lupo, capo, che diventano su, dopo, lupo, capo. E poi c'è la B, roba, arroba, ripa. Allora, in caso di tapa ci vengono lupo. Ecco. Allora, perché roba è mica roba, ok? Io dico a roba, dico mica a roba. Allora, primamente c'è la parte di etimologia, viene da Chauba, che mi pare una parola provinciale, se non sbaglio mica, o germanico, non so più, fine. Ma il problema è che non è temico un'opposta tra Piemonte e Cismonte.
dunque, se non vogliamo del termine, si interrompe. Papone, papone. Dunque, se il lubitroso è no, il lubitroso mica arroba. Ecco, dunque vedete che anche in Cismonte la spartizione non è mica così franca e così definitiva. E proprio c'è la parola apa. Allora, apa, se c'è l'abitudine di scrivere con una P, va via che viene dal latino apis, apiculteur. Ma se volete, se non scriviamo apa, sartinesi dicevano apa, come volete, e noi diciamo apa, non dà fastidio a niente. Ecco, c'è un caso che qui vorremmo torcere la scrittura etimologica. C'è mica 50 casi, ma penso che è possibile. Allora, dopo, in posizione intervocalica, per usare un G, una G o due G. Io propongo di scrivere unicamente una G sola, e mica di doppiare. Qui a girare sarebbe possibile di dire che A c'è un prefisso e quando c'è un prefisso si rompia la consonante. Non vale mica la pena perché non c'è mica posizione, si pronuncia G e basta. Dunque, qui se lo si può semplificare, si semplifica. E d'altronde, per esempio, oggi, per esempio, un raggio scritto con due G, parliamo in italiano, non c'è bisogno. Non c'è mica. Dunque, se non vogliamo semplificare, semplifichiamo. Ecco, allora, B doppia, QR o mica. Io propongo di semplificare, perché chi abbraccerà prima, abrogata, non c'è nulla, non c'è mica un'altra possibilità di pronunciare, non è mica possibile. C'è nessuno che dice abbracciare o non c'è nessuno che dice abbracciare. Ecco. Dunque, scriviamo un po' come non si intende. L'istenza ad aumentare, ad un basso, e qui, cre o gru. Allora, qui a per puntata, mamma diceva, esite, diceva per puntata. Ecco, per punteggia. Beh, se voi pigliate un Montese, pagina 57, trovate agretto, agro e agrodura. Se voi pigliate pagina 82, trovate la scrittura che c'è sotto. Ecco, durato, se lo si può fare qualcosa appena più chiaro, è meglio per tutti. Allora, perché io propongo questa scrittura qui? Perché chi oggi più nemo pronuncia cr, perché in latino agro viene da acer. E per esempio in norvegiano c'era la pronuncia agro. Ma non mi credete mica, ma devo passare delle settimane a contattare locutori di quelle parti che eliminigissimo sacro o sacro, acro o agro, e uno chiamava l'altro. Ecco, e finalmente se volete la tendenza che risorte è quella della sonorizzazione. La sonorizzazione si passa da che a che. Dunque, se lo si può semplificare, scriviamo tutti alla stessa maniera. Dunque, qui di nuovo per un prefisso, come non c'è mica un'opposta con un'altra pronuncia, si scrive una G sola, non c'è mica bisogno di doppiarla. Allora, dopo c'è un caso di fr o vr, dunque dentro la parola. Qui è appena più delicato, perché finalmente potete scrivere di due maniere. Ma se voi scrivete di due maniere, avete la trovare Q mura così e di tutta maniera riflettare il riflore così. Per via che rifletta bene a freddo e il riflore c'è la parola flora. Ecco. Dunque, se lo si parte lo uso, si scrive di una sola maniera. Ben inteso, Cavresi quando non aveva scritto bene un campanello, non so come non ha reagito. Ecco. Ma che c'è, come c'è l'immagine e c'è l'idea che accompagna l'immagine. Dunque, non essere sorpresi. Ma fine,
sarebbe un mezzo da semplificare la scrittura. Allora, a pronuncia di lettera G, allora, in 30 parole, c'è qui l'affare è abbastanza complicato. Allora, se la lettera si pronuncia G, si parte da G all'origine in latino, o G all'epoca della toscanizzazione è diventato G, dunque tra il XX e il X secolo. E dopo le pronunce possibili sono queste qui, questa qui, e qui più nulla. Allora, è una vera che la là, perché così non vuole dire nulla. Qui la parola lacus. C'è un Corsica che dice ulacu. Dunque, in Toscana è diventato ulacu e a pronuncia, a parte quella di un corso, ha fatto l'evoluzione a parte la sonorizzazione. Allora, per esempio, noi altri, in sordo, diciamo volavo, ma in Castandicia dicono volago, dicono piccolo lago. Dunque, vedete, a consonare in principio di parola è facile, a consonare in realtà parola è complicato perché da un luogo all'altro ci può essere un cambiamento e la geografia dal suo punto di vista non specchia nulla. Dunque, oggi come pronuncia c'è un lago e lago, dunque l'idea mia è di parte da un sono, il più anziano, dipende dall'evoluzione qui, che si pronuncia oggi. Più vecchio di G, posto che c'è gente che dice lago, e scrive un G, sapendo che si può pronunciare. E ti parla di questa, che lui già scrive sagone, perché chi sagone ci sono chi dicono saone, dunque più nulla, ma noi altri non abbiamo mai detto saone, abbiamo sempre detto saone, uguale. Dunque vedete? Si scrive sagone. Ora, ci sono queste due pronunce. Se mi posso guardare, hanno detto tutto ciò che hai detto, giusto e tutto è giusto, c'è dunque una regola che la semplifica tutto, e quella è la funzionatura comunanza che dice che quando non c'era una vocale, a funzionare che suite dolce. Ma se come... Scrivo algo, posso scrivere No, no. E dice radio algo. No. Agì è dolce. No, in 30 parole non mi ha capito. No, a regola della consumatura caponazzo piatta all'inizio a parola, mica in dentro. E qui che c'è la complicazione. E per chi uno ne deve mica conto, si può applicare anche all'interno una parola. Mi spiega questo sistema. Caponazzo può impiegare anche a parola. Se mi posso permettere di dare un elemento di risposta, perché c'è chi membro ciò che noi chiamiamo cammierine, infatti la semplificazione di due fenomeni, parlo sotto questo controllo, che per esempio ti parlava della linguistica, la semplificazione didattica di due fenomeni linguistici differenti che sono la determinazione costante, e la definizione di consonanti intervocali. Dicendo semplicemente, scrivono saone, semplicemente non saone, mettono mica agì, se la agì si dice saone. Guardate, non c'è senso. Guarda, dico così, guardate che sempre. Ma qui è UA, a vocale che si mangia agì. Non piace mica così, mica andrà a tema Sì, ma il parlate così. No, se volete, avete ragione quando parlate a vocale non so, perché c'è un'influenza a vocale, questa sì, ma un viaggio amica come all'inizio a parola. Piate o caso di spiegare. Allora, da più piato qui è più interessante a modo di ci smonte. Spiegare bene da esplicare il latino. Vedete la sonorizzazione
in Corsica oggi non c'è più nessuno che dice spiegato, taglia spiegato, più nessuno. Dunque tutto il mondo dice spiegato, ma non è più, non dicono mica spiegato, dicono spiegato, in casinca spiegato. Ma non è mica Barbia che dicono così, di due maniere differenti, che lo so scrivere di due maniere differenti, prima non c'è più perché. Dipende dalla sonorizzazione, di a consonare iniziale e la fine. Tanto figativo. Perché anche un castagniccio. Allora, figatino è appena più complicato, perché ci sono sempre che dicono figatino. Perché sì? Le mattine si perde. Ma c'è. C'è la mattina si perde. No, ma c'è qualche contraddizione. Ma per esempio in Castagniccia vedete figatino e fiatino. In Castagniccia si mangia. allora sicuro mica appena ti scrive con una scrittura etimologica, perché chi non c'è più niente mi dice sicuro. Se volete di passato il tempo al telefono a domandare tale roba Oh, ci può qui si mangia sempre che non è sicuro. E non è lui è sicuro. no, si perde. C'è un fenomeno, la sonorizzazione genoma. Allora, abbiamo la parola foga, la fuga, che bene la fuga. Avete la pronuncia foga e foa. Avete tre pronunce. Come venuto? È uno, sapendo che c'è tre stati possibili. Non c'è che una scrittura. È gli stessa per un coso. Fago. Allora, qui non so mica se esiste, che sa che non c'è sempre. Conosco fago e conosco vago. Ecco. Ma ci ho fatto attenzione, perché? Ci ho fatto attenzione, c'è un'altra scrittura. Un vago di Aungia, ecco, mica la stessa parola. Dunque, c'è due scritture che corrispondono a due realtà. L'Ardulu, so che genera in Aungia. Guardate l'origine tanto, ecco. Allora, dunque, vedete anche la scrittura fonologica, ci offriamo, di volte. Allora, un caso particolare, una contraddizione che non spieghiamo. Per Michele, c'avete la pronuncia che Micheli, c'avete la pronuncia che già più Sparta, Michele o Micheli, e poi da una parte cortinese dicono miele. Dunque, qui c'è un caso che non lo proviamo mica sciogliere. Allora, se non proviamo mica sciogliere, io dico tanto, beh, scriviamo come lo è sempre scritto. Basta, Allora, a lettera T o a lettera D, cacciatore. Allora, a lettera D è già sei difficile. In bastiana di cacciatore, a pronuncia più sparta, di cacciatore, c'è pas un R, c'è una tipologia di B, dopo un neuro si intende di cacciatore, dopo si intende di cacciatore, a rattacciapianaccio. E dopo certi paesani ne fa chi dice cacciatore e chi dice cacciatore. Questa penso che è l'influenza dello francese. E poi Castagniccia, cacciatore. Non vedete quante c'è pronunce, non sono rete. Appena complicato. Allora, cittadella non c'è mica scritto una T, ma con una T, perché alla fine dissenso la cittadella è una piccola città d'origine e poi c'è un'opposta cittadella. Dunque, se la c'è l'opposta cittadella, dunque si può scrivere così. Attitudine, allora noi dico l'attitudine, ma come ci sono le pronunce e che le sono sparte in maniera appena complicata e mi ha lasciato come le attitudine, abitudine, ecco. Caso difficile,
che allora mangia, allora, dunque, posizione tesa, calcata, mangia, piccio, bacia, occhio. Allora, mi sono domandato, ma c'è una posizione tesa che poi ce n'è un'altra che non è mica tesa. E questa qui, la pronuncia sorda è distesa, a chiarinata, a chiarassi, o chiaristo, o giungua. Perché? Quando voi pronunciate così, l'incalco, l'accento tonica, viene nata silaba naso, giusto naso, e la vocale è corta. Tutte le volte la vocale è corta. E quando la vocale è corta, potete calcare, mangia. Qui, la chiarinata, un calco si è dispiazzato. Non è che vedo. Qui c'è una vera difficoltà. Bom, e poi in Italia ci sono tinca, in un caso particolare, con il prefisso ri, c'è la pronuncia in giù richiarà, richiuso, richiastratura. Qui c'è una sonorizzazione che interviene. Bom, di regola, abbiamo messo come principio una lettera, una consonante da rappresentare due suoni. Bom, qui ogni consonante rappresenta due suoni, nella scrittura attuale, e ci ne rappresenta tre, come nel caso di Michele. Vedete? Qui mettiamo una difficoltà. Ecco, e io non posso mica scegliere. Dunque, se non posso mica scegliere, dico intanto tiriamo l'uso come lei. Ecco. Si può scrivere così, richiarare, richiuso, richiastratura, si varia rispetto alla coerenza fonologica. Ma mica di quella morfologica, perché così cambiate la natura della parola, non vedete più la parola da teatro, non vedete più, di origine. Fenomeno assai importante, e questo allora è veramente un acquisto di insegnamento, di revisione alla sparitura, perché è difficile questo. E come che mi legge questa frase? Se tu leggi così perché la leggi, vengo un albero accanto alla casa c'è il piano. Ed è qui per esempio che il pizzuta è difficoltà, perché il pizzuta pronuncia tutto. Perché chi in francese è così, non ne sanno mica. Guardate ciò che la vedete? Le lesioni, il sistema. Allora, c'è una regola sotto. La regola è quella dell'assimilazione regressiva. La vocale terminale di parola 1 è mangiata da vocale iniziale di parola 2. Questo è un fenomeno maggioritario. Viaggia così. Allora, guardate qui, cumulitivi qui. Il pastore alletta l'animale. Volete mica dire, il pastore alletta l'animale. Questo è una cosa mica possibile. Ti mangi, allora, qui non potete mica dire ti mangi la mela. Ti mangi una mela, animale. Per cosa è tosto? Perché esiste l'assimilazione progressiva. A vocale finale di parola iniziale si mangia. A vocale iniziale è la seconda parola. O quantese o successo. Bene logica è un senso di... La stessa. No, a desinenza porta un senso. Chi? No, questo dice ti mangio la mela. Ti mangio la mela. Non dice mica ti mangi la mela. Siamo noi che diciamo. Noi sì. No. Ecco, allora, quelle parole che principiano con un in o im. Per esempio, ho visto scritto tant'anni che vanno in festa, così, mi strappavo i capelli. En fait, on s'en fout. Mica uno come me. Allora, prendi a casa e spiccava i grisi. Boh, ecco, guardate, erpiava. Ecco la pronuncia. Quelle parole in c'è l'assimilazione progressiva, così che a vocale terminale che si mangia a vocale iniziale. Cavallo non festa. Falco in cantina.
tanto si sente la famosa desinenza. No, ma qui viene così, con queste parole. E viene così di roba. E guardando bene come l'ortografia così, scienza così, bene come poesia deve fare un calcolo, lo qua come una digitalizzazione di lingua. Se ne ci sono tutte parole che non c'è mica apostrofo, può essere di nuovo portata a lingua versicolare, tenendo un pastore, aletta. No, ma se può In suo caso qui penso piuttosto che lì una strategia di comunicazione. Io sono scritto. No, ma metti in davanti in festa, che non ci no, non sappiamo mica. No, un po' di mica fatto trovare e non conoscono mica scritto. Un'epica parola. appena verificato. Faccio sempre, ma io uso per scrivere tutto, ma scritto comando ho parlato. Cavolo, una festa. Tutte le esempi di italiano si può scrivere tutto, non costa nulla, nulla scrivere. Ciò che dico. E si conosce. Ora, guardate, fate un piatto, mica fate un piatto. Da un marechino, un marcigliere, non pronuncia mica in questa maniera. Quando dici che c'è fa, non scrivi mica che fa. No, ma guarda, Si scrive tutto. qui è una pronuncia. È importante di far lavorare i scolari non da sempre pronunce, perché sono i nostri, sono questi che danno un colore alla lingua. No, ma qualcosa è come in inglese, vai la fonetica, ma scrivi la parola sempre quella che c'è. Che comando ho parlato. Guardate, allora, riposa in pace ancora. All'epoca di Amura si scriveva in lingua e basta, perché c'era in Francia e in italiano. Ma c'è una mazzarietta che dice ancora mica lingua. Tutta la nostra regione, di un cignente, un gignore, non so. Ma mica canne noi. Voilà, un permo, un porrate se le vignette del popolo, di vizio. Ecco, i giordati, ecco, ma scrivete tutto. Ma hanno tutti questi punti. Dici, i gentili giorni che pronuncia, una cosa è la parola pronuncia, ma la scrittura è un'altra. Se tu cominci a mischiare la scrittura e la pronuncia, non c'è tutta no, non è mica questo che voglio dire. C'è chi avanti di mostrare la scrittura, quando eri più giovani, cioè la fa tutto sul lavoro di pronuncia, per abbizzare il palato e per abbizzare le orecchie. È importantissimo. Cioè mette in piazza un condizionamento e dopo si vede lo scritto. Ma mica modificare l'ortografia, va via. Ah no, non tocchi nulla qui, non tocchi nulla. Voilà, fugativo. Quando Antone si scrive in tome, andiamo. Ecco, ma scrivete O Antò. se è Antone o Antò, ma Antò, ecco. Allora qui lo scrivo, ma non lo pronuncio mica. Quando tu dici Antò, pronunci O e O. Ci lo dice tutto. Antò, ecco. Ma in to ce la scrivo usando, cioè mica metà a posto, di questa che dice. Voilà. Allora, io dico che ciò non bene, come la cessa regola, un'armata, un'epica, un'illusione, un'offerta, eccetera. Scrivete tutto, di tutta maniera la regola è sempre nello stesso senso. Ecco, allora, ci sono le eccezioni. L'aggettivo, i nomi e i pronomi. Un gran colosso, ammuzzate, manca una sillaba. In acqua c'arrente, qui c'è la tomba e un gran colosso, chi ci passa, ci cade e ci piscia addosso. In acqua c'arrente, sotto a mano. Un piano di casa, ammanditivo. No. Su più un piano di casa? No, ma ci sono che dice un piano di casa, si dice un piano di casa. E poi un segaglione. L'idea di chi ci possono essere le scritture e come lo usate a scrivere. Per i nomi propri, non mettiamo mica a posto, ma perché c'è l'uso, mettiamo Giovanni Martino, Antonio Francesco. E Antò. Allora, Non ti mica passare. che pone un problema di scrivere mica né l'apostrofa né nella stanghetta, non è mica che sia partigiano nella stanghetta, ma i cartavacci in più numerici, se non c'è mica stanghetta, l'avevamo di no e ci chiamiamo di no, liga di no. Questa Tu niente appiccicato. Così.
Diventa piccicata, Sì. siamo lettini tutte piccicate. Perché il nome Lo composto, Stato civile. lo Stato civile, e perché tutti i catturali, tutti i formulari amministrativi, che si non conto un nome proprio, Joan Marco, Allora, sicuramente. no, ma questo è un problema di un diritto francese, così mica un problema di logica ortografica di un corso. Ma quello che ho stabilito il vantaggio graficamente corso. È stato intrecciato il cambiamento del DCS, chi ha stanghetta come lo diceva Marco, non esisteva mica il corso, ma è stata la decisione, poi abbiamo cambiato, È stato- fatto un anelletto. È stata una decisione. No, ma a un culturale mi ricordo, scriviamo per esempio Gian Martino Tuttemi. Perché per la sicurezza sociale non si può registrare che un nome, e mica lui. E in Corsica c'è l'uso di lui nomi, e mica un uso. Bene, giusto. No, No, ma bene liata. L'interrogazione dell'Inchisa in Roma, che ci vuole di dopo, in caso di adattazione della lingua, a stampetta potrebbe essere un'annesa di adattazione della lingua, per caso di Inchisa, tanto si deve pronunciare. Certamente. No, ma seppure l'ortografia è un codice. Un codice corrisponde a un'epoca di scelte. L'idea qui, no, ha fatto le scelte, ok, ha fatto le scelte. Boh, sono in grosso quelle di intrecciate e cambiarine, queste sono delle minuzie, ma faccio le scelte cosciente, ma ciò che è importante non è mica le scelte, è di perché. E questo è più importante, di perché. Giusto una domanda per qualcosa che è passato innanzi. Incartata nella importanza della pronuncia, d'accordo? Innanzi c'era un esempio, un roccio e qui No, un erroccio, come dire, di roccio. No, ma questo è un tuo caso. Questo è un tuo caso. No. Questo è un particolare. Vi interrogate non ta sa scelta chi a vostra dicenato. tu dico non ti dico le volte. Dice no, dico un roccio perché ti piace di alla Ma tu sei contento, sei diventato ma dice non mi roccio, non mi sbaglio. Ma io sono ragione. Non ha importanza di l'incolla o ancolla, ci sono che dicono l'incolla e ci sono che dicono ancolla un iroccio o un roccio, d'accordo? Se non si va per chi a pronuncia, per chi ciò che si face, penso che un roccio è stata una semplificazione, no? Di agricoltura per chi No, sapete mica. C'è una parte della Corsica che dice un roccio, dice un roccio. Come la parte della Corsica, C'è questa la difficoltà, di chi ci conosce, ci aveva un'idea globale di tutto ciò che si dice. C'è questa la difficoltà. Ma su chi vince qui è un parlante. Boh, allora qui è preposizione, si possono lasciare e lui è scritto. Ma io, come faccio io, scrivo tutto, posto che c'è un principio dell'assimilazione regressiva. Su chi vince è appurato. Allora, il famoso mi ha assicurato. Ci hanno dato pane a caso, ci avete chiamato, c'è qualche sia c'è una volta, o non entro mica nei particolari, ma in Cina, quando Gruzzi non solo, si spiccava nelle parole parlare, si diceva mica c'è, si diceva ci era. I vecchi, all'associatore. no. Ne manco a ne manco un figuraggio. Di che? Ci Mica era. ci no. E lui, ci sono delle pronunce. dice io c'è le pronunce. C'è o ci è, poi io dico c'è, ma voglio dire, esiste la pronuncia ci è, c'est ce qu'on appelle in francese la diérèse. C'est-à-dire, on sépare les deux sons, on sépare les deux voyelles. La sinérèse, on en élimine une, c'era. E allora si vede c'è di nu, Ma c'è un apostolo? c'è No, sarà C'ero. no, ci attendono così, perché sono parole, se volete, sono piccole parole che si tengono, non faccio la se ce qu'on appelle en français des mots-outils. Donc,
Bravo, non volete mica sbagliare. Oh, allora, se vi ricordate che Intrecciate Cambiarine proponeva questo? Oh, se lo vede Pietro, proponeva di distinguere a forma personale e a forma impersonale. Ma c'è uno sbaglio di interpretazione, si faceva un'interpretazione grammaticale, allora che la giuria fa, una giuria apporta un'interpretazione fonologica. Se lo piove, se lo viene, c'è un principio, ho preso ciò che lei già maggioritaria è, ma nella schese, se lo piove, c'è un principio dell'assimilazione progressiva. Si mangia a prima sera. Allora, ciò che propongo qui è di scrivere così, se lo piove, dunque lo qui, non è mica l'articolo, lo è un pronome personale, ma corrisponde alla pronuncia. Perché per esempio, parti che la giacega, certi veti dicevano la giacega. Esisteva. No, se voglio contentare la spesa, in principio è la polinomia. E noi dico se non piove, allora come fa a scrivere se non piove? Non voglio mica obbligare, scrivere se non piove. Se voi volete scrivere, e come propongo. Attenzione, se tutti i giorni facciamo savio. Allora, di lu o di u o lu. Allora, come si insegna? C'è un famoso di, la preposizione che introduce o complementa l'onore. Dunque, ho pigliato una poesia dentro, non sta in giro. Il luogo del scuro riguarda la tarocca. Scriviamo così. D'accordo? E allora, che un'altra poesia a volte in 75 aveva scritto di Iguala, per esempio. Giacomo Biancari scriveva lì o lì, l'aggiunto eroi e forme nello stesso scritto. Una frase che io colgo in potenza, a bellezza dei negozi. Perché hanno saputo davanti ai medici, tu tenga sul quanto. E qui ha scritto, dunque, in 89, vedete, non sta lo stesso scritto, avete le scritture, dunque, non è mica fissato. Biancheri lo scrive così. Un ipotesi. Ma come? Ecco. E allora ha cominciato, quando ha cominciato a scrivere, così ha cominciato. Volevo fare l'ipotesi di selezione di che la sia stata un menturato come comunale in tutta la Corsica, posto che in due noi si trova per esempio Sangura Vecchia. Ecco, ma si trova Sangura Vecchia che è in una forma consacrata, d'accordo? Ma si trova in una... Ma si trova di noi, si trova di noi, allora, mica la toponimia, perché credo che giusto antarata che è stemma, ma si trova di noi, il ha parlato, per esempio, Luca Buscarò, in guardia c'è la storia che collega via sbucare in corti, Luca Buscarò, così, di questa forma qui. Quando Buscarò è stato fatto negli anni 50, dunque sa pronuncia, se la è mantenuta in dei casi così e che non vorremmo che sta ancora dunque in sincronia, sottintende un'anziana pronuncia che sarebbe concorsi di radio di religione. Non è mica tutto affatto allora, a causa dell'utile, no, strofa e duelle, non è mica a causa dello strano. Scusate, non è mica tutto su Taraccio, non è mica di rocca e la tarocca, di Piandaveretto. Ecco. Allora, no, ma è interessante. Io ciò che propongo, di scrivere così, di scrivere a forma, unicamente, pronunciate ciò che non vi pare, dite o oscurici, un po' comprime, scrivete o oscurici. No, ma non è mica di questa pronuncia, oscurici, non è mica oscurici, non è niente a bene. No, non è niente a bene. È un attributivo. In francese
maison et le roi, pour la reine. Bon, questo è un articolo semplice. A casa luciche, vuol dire a casa di luciche. E uso L è duro, sulla terra è duro e doppio. Sto riendo. Da autobare sono d'accordo. Boh, c'è un po' di se uno solo per gli interpreti, allora, Scusate. se tu non ci dai che tu già la nessuno, posso dire. E ora sapete, scusate, questo caso qui a me mi ha permesso di capire a forma sangue alla vecchia, perché noi pure abbiamo lì sangue alla vecchia, noi pronunziamo gli stessi, sangue alla vecchia. Noi scriviamo sangue alla vecchia e Bernardo scrive sangue alla vecchia per un lavoro, per un riastimare. E io sarei, scusate, pianteremo qui, sarei appartiene a una forma sola, perché chi l'apostolo ha un principio di parola, si deve mettere avanti e poi a Se tu cacci a tutta l'opera arbitrativa a Caresi, su lui è anche la lettera che invece sarebbe stata meglio per te, così cacci, uso da ora. C'è un punto di vista, c'è due punti di vista, tu capisci? È un locale maior. No, se volete, ciò che è importante, ciò che sarà importante, è che la pronuncia e l'insegnamento, che la si trasmettisse sempre, sa struttura. Per esempio, di fare un esercizio, anche per ci sono tempi. Allora, o scrivere legge, scrivilo su tanto, o scrivere legge. Ecco, per farli capire un meccanismo. Ecco. Allora qui sente la guerra di religione, gli altri oggi. Allora, su, piuttosto che su, ecco, che allora la scienza. Allora, tempo all'epoca latina c'è stata una prima Firenze, vuol dire che da ipsum se è passata da ipsum e a so, su venne da so, con la prima sillaba che è sparita, e is che non è perde. Ecco, voilà. Dunque, c'è lì che è stata rimessa dopo, c'è una ricostruzione. Allora, c'era uno che pronunciava isso, c'era Matteo Ceccaldi, e allora diceva, ma io per esempio a campo vicino alla Castagniccia, che io vedo a Castagniccia, tutto ognuno di Gesù, ma in certe canzoni invece si intende isse cose, issu, di una forma appena enfatica. Ecco. Allora, c'è una pronuncia sorda in qualunque circostanza, un'eccezione, un tale, perché ci sono chi dicono succedito, je parle succedito, succedito. Qui, allora, dopo, ce la scrive con pugliese, perché? Perché chi ce la fa differenza tra sarma, l'uomo sarma e sarma che vengo qui, ci ho fatto attenzione, Sommo vuole e sommo vuole mangiare. Dunque ci ho fatto attenzione, L'omonimia. Allora, qui abbiamo passato. Semplicemente per farvi rimarcare ciò che lo vuole. Congiunzione di subordinazione. Non confonde con ciò che antiche, variante di cighi, ceghi, vigenti. Ecco. Allora, per esempio, per scrivere po', parecchie maniere di scrivere po'. E qui contiamo su bugia, se volete, perché la maniera di scrivere va dalla senso della parola. Qui diamo un ciclo. Che Dio è può la seconda persona non sottanaggio. O poeta. Perché? Perché chi lì è caduto. Quando gli dicono poeta, è poi vena. Ma si mangiano l'ultima vocale. E dunque, cioè a scriverlo così, è po', è per povera, terza persona. Ecco. E po', è la mia. E poi chi è stato di lui e poi in sincronia. Ma e poi, è inteso che tu scrivi poi, come tu scrivi, noi e no, ci sono le scritture. No, io qui parlo di l'omonimia, senti po', che significati può avere su po'? C'è 4 significati, c'è 4 scritture. E qui, se volete, la scrittura sottanaccia, fine. Un sottanaccia è più ad un punto.
Capite? Poi vediamo. Allora, gli stessa per A, tu apri, questa è il risultato, tu hai. Tutta. Tutta, tu hai e tutta, vedete? Quello pure, da, sta, passiamo, ecco. Allora, come scrive? Allora, abbiamo proposto la scrittura spiccata, la scrittura aggraziatrice, aggraziarsi. Ecco. Dunque, cerco di rifilare l'estro dentro certe cambialine, creare le parole così. Piglialo, io scrivo le altre. Ecco. Scrivo le altre, ho sempre scritto le altre. Allora, italiano, è interessante, italiano, spagnolo, s'appicciano i pronomi. In francese, in portoghese e in catalano si spicca con una righetella a mezzo. Ma la righetella non è mica messa. E perché con lei è mica messa? Se no la mettiamo, si assomigliava al francese. Scarto massimo. Ciò che lui A regola di scarto massimo, ciò che assomigliarci. Ecco, dunque se è scritta a picello, si navi nella visita e spiegando ci possiamo fisico di confusione semantica. Ciò che l'esempio dato da Marchetti, parlarmi da qua, parlarmi da qua. Qui manca la lettera. Buon E lo scrivo così perché il pronome atonico faccia parte dell'unità di pronuncia della parola da quale lo dipende. E Marie-Jo Dalbira Stefanacci mi ha spiegato in Araccio, pia, diventa, se volete, U influenza a disidenza di ovvero, pigiuli, pigliala, vedete? Ecco, pigliali, pigli. Questo è un tratto morfologico di accento. In su è pidalo. No, qui in Sartene, no, ma qui è 40 esempi, non è accento. Se volete, chi pronuncia chi incalca, chi si pia e si mangia con l'avanzo. Dunque, se volete, io vi pronuncio, il pronomine sono liati, il pronomine mica spiccati, non ha mica esistenza cronologica, da barella, autonomi. E poi ho detto che proponeva una scrittura cronologica. Dunque, sono 40 cose che dico. Se vi posso permettere, e sono d'accordo con te per fatto di scrivere a Zinga, non pare più logica anche per me, ma per avere davanti a me idee che non sono mica abbetti a letture a capiscere di un corso, quando è spiegato, capisce non meglio usare su quelle frasi, perché così no, faccio mica a lei tra pigliano e pigliamo. Sta a sette, e come parla in italiano? Non so mica professore. Italiano è liato, come facciano con lo spagnolo? Allora perché cavaliere essere scomodati? No, perché c'è un lavoro specifico, non da pronuncia, non da difficoltà di scrittura, sono affari che si possono regolare, ma È giusto rimarcare che è più facile per lei di capire quando è scritto staccato, ma si capisce chi bene meglio. Tu insegni la matematica, non insegni mica la lingua. No, perché insegno io, sono d'accordo per scrivere un liado, ma di bene per capisce più che è più sempre staccato. A un livello di identificazione, come puoi dire, non dà il proprio risolto di mettere sabato, di mettere la lettera, non la metto mica perché mi piace metterla e non si vede quasi meglio. Ma non dà l'intesa. Preconizzeggio anche se io di motivazionale scrivo un altro, ma preconizzeggio di scrivere staccato perché non c'è più risiko di sbaglio, un meno. Pedagogicamente c'è un affare che si può tenere. Pedagogicamente. Ma questo è un affare di maniera da imparare. Non è mica complicata di passare a scrittura come che la Naione a scrivere in italiano e spagnolo, di altro complicato. Non è mica ritmo. E a giusto anche perché spiego perché si scrive liato, perché chi sa che scrive liato e perché chi di me scrive staccato, e a giusto anche chi a stanghetta sarebbe una risoluzione che sarebbe buona, ma
hai paura da assomigliarci, perché l'altro lato non è mica paura da assomigliarci ai francesi, è pure, ma lasciamo guardare. Ma c'è un realtà fantastica di queste paure. No, ma direte, Sono un po' mitologiche. no, ma nella fotografia ci sta una dimensione, c'è una dimensione piatta che ha una dimensione simbolica, c'è un affare un po' disagrato, non c'è mica toccato sagrato. Ecco, allora non si dice mica, ma è una realtà. Allora, stanghetta, reghettina, il momento è un cavolo. Si può Non ti dico così, no, ci stiamo piacendo. Dunque, io propongo di scrivere chi ha abbastanza, eccetera, propongo un listino. Ingio, là, eccetera, eccetera. Ecco. Stavo riannunando in lui senza problema. C'è mica essere normativo un calcato. Ecco. Allora, a polinomia, perché sul libro facevo un bilancio da polinomia. Allora, a polinomia si andrà fuori un bilancio positivo. Ha dato da breve all'insegnamento della lingua. Poi la lingua dice no, 24 sono norma unica, questo non potete mica insegnare. Marcellesi, così, Ettore, Marchetti, insegnate queste parlare. Sta marcia. E andiamo a fare. E diamo un innovatore, soprattutto in un paese con una norma incalcata, quello francese come non è, che in più c'è a quello l'accademia. Gli formiremo, perché questo, se volete, è stato un insegnamento libertario. Ecco, libertario. La parte della coppia è fatta, è così. Ma quando c'è sono limiti anche, se non si trova una visione insieme alla lingua, che tanto, se non si fa questo, per me c'è un residuo maggiore. Punti là, incoraggiare un'attitudine dialettale di pittare prima della lingua. Ah, ma noi non così, scrivo così. Invece che di dire, di cercare sempre l'unità. In quel caso è un posizionamento identitario microlocale. Ah, non c'è maniera qua là che vale. Sparisce un po' cosa fare. Non da Facebook è mica come tu qui. No, non ci vuole mica. No, ma è interessante Facebook, perché Facebook ci aperto in maniera positiva. Non c'è dove. In maniera positiva, perché non da Facebook c'è una mozza di gente che scrive. Quando avevi imparato questo a scuola, chi scrive come la sa, chi scrive come la pensa, non c'è mica a criticare, perché c'è più positivo. Bon, ma a tempo, io sono sociolinguista, tu che mi interessano i fenomeni psicologici, tu che ci sono da fare da dentro. Ma a gente, se vuole imparare, capisci? Facebook entre di noi a regione di musica che ho scritto qui usopra non t'ha parlata e paesani che non si è mai detto gignale scrive un gignale. No, la legge dico perché l'hanno parlato ma scrive un gignale. No, ma questa c'è l'evoluzione della lingua, c'è l'evoluzione della parlata, ma c'è un scritto che può avere una certa influenza non da parlare. Se voi pigliate per esempio un lamento di Luca Strano, senza pigliare testimoni né consulta lo giurato, nell'anni 70 si è presa la giuria è nata tanto e dopo tutto un giorno più o meno parte dei media si è messa a dire a giuria. Allora non è mica una critica, è un costato. Dunque è vero che c'è un'influenza di media e Facebook è un media. Dunque, ho scritto entra nell'evoluzione della lingua oggi, come oggi no, in tempi dei nostri vapori non è mica la stessa. Ma oggi c'è lo scritto. Sono un po' costruito dell'università, quindi in considerazione qualitativa, ciò che è l'importanza di, come tu dici, di Facebook, o ricevete un po' di rete sociale. Quando cosa vediamo? Perfetto, abbiamo scompianto un po', allora mi ricevete di interessante di conoscere e di studiare quando è un mestiere che è autore, che è la passione
che l'università in generale di questa considerazione, ma mi faccia pensare un po' che non c'è pure richiesta un prorogo condizionato. E diamo un rischio, secondo me, che non ci sia una tendenza dell'università, a parte del principio che ciò che è, diciamo così, un vito petro di la lingua, un scompianto di la lingua, è la stessa cosa con un'accesa, per tutte le lingue di un mondo, con delle sue reti sociali, o il viso Facebook, che sono i suoi, non mi pare mica che sottili come un elemento qualitativo che dovrebbe essere pigliato un po' parente in ciò che è un lavoro dell'università o di un cambiamento della lingua, perché la segna ha un merito di quello di un più ne sa, un più ne improvvisa. Ti dico mica cominciare, mica questo dico che Facebook per un sociolinguista è un posto di osservazione, o positivo, penso così, è che c'è una manzana di gente che prova a scrivere in corso. Quando mica imparata a scuola, tu puoi scrivere come la sai, tu credi che sai gente sono incoraggiati. Boh, anche che ci sia da dire, boh, ma lasciamo gore. Andando a questa era giusto una parola, ma dico di o partiamo da un principio. Ma mica Facebook è davanti. Spero di no. No. Ma non è manco, secondo me, l'università che deve tenere conto di un livello di Facebook, perché gli equipi che si parla di un livello di Facebook, non è mica Facebook, intanto per Facebook, di un livello di Facebook o di rete sociale che viene l'uomo a fare chi o questo o chi o porto di ghiaccio, a cambiare buono e allo stesso tempo valore. No, ma ha risposto a te, Io c'ho un'inquietudine, ma io no, Facebook è un posto di osservazione. Facebook è un posto di osservazione di pratiche sociali. Dunque, un corso, piano piano, e si popolarizza in realtà Facebook. Boh, o malo è, ti dico, te faccio come la sa, a spiegare per Celeste, diceva, le corse sont illettrées dans leur langue. Ils savent la parler, ils ne savent ni lire ni écrire. Cioè, a mandare i corsi a scuola che non paghino, a legge a scrivere a solino. Ma stiamo sentendo qua, prima di intrecciare e cambiare questo docente. Quelli che scrivevano un corso di giornali, c'era sai gente che scriveva poesie, anche gli libri, subito straordinario di Jean-Baptiste Salvador, un cortinetto, una facoltà di cuore, sangue quanto cosa. E si vede che era un buonissimo livello di lingua, un'istruzione, un libro di colto. Un corso scriveva come la Rimia, e tutti, fuori i bufristi, tutti questi che non scrivevano mica come noi, ma avevano cerca stato dicendo, ma no, quelli che comunicavano in quei giornali, scrivevano come la Rimia e non capisce perché l'avevano scritto. Come anche Facebook, i tipi scrivono ciò che gli viene e capisce. Dunque, ne siamo ai punti di prima di un insegnamento. Di prima di intrecciate cambiare, perché intrecciate cambiare di base di un insegnamento e di un corso di amici, i media scritti o i sottotitoli di media audiovisivi, è un sistema di intrecciate cambiare di chiaro prato. È una norma. Dunque, prima di una norma, scrivevano in Facebook, ma mica tutti, forse che qualcuno hanno una norma, anche di Facebook. Anche con gli artisti, quando scrivono corsi. E ciò che dico, i literati che scrivevano prima di intrecciare cambiare, quindi ora abbiamo sovieto. E dopo da lì una scuola bufrista, chi era tagliatista, dopo hanno cercato di fare fatto la scuola da parere, vabbè, c'è un libro, cercando di spazio maior, no, ma se tu pigli a Fancucci, che tu pigli a Santo Casanova, di Santo Casanova, che ha fatto? Tu pigli a Ottaviani e l'ha adattata a Ucci. Guarda, un corpo di genio, Aveva questo sistema, dopo c'era un sistema, scrivevano quelli di insieme, e tutto il mondo capisce. Quando ti aveva una frase da volta al giornale di un testo francese, tutto il mondo capisce, perché tanto il gruppo l'aveva sempre un po' di legge, e dunque decifravano ciò che era scritto. No, ma se contesta, allora,
sul risico si vede da Facebook. Ma è normale, se volete, un sanno mica. E io le posso mica fare prova. Bon, lo quadro della politica linguistica in Italia ha pure un mia propone in contraddizione a un lato con i soldi di standardizzazione. C'è un risico, ce lo sapete. E la penso così adesso sono linguisti. Bon. C'è primamente, e di una maniera risponda a Pietro, l'assenza del famoso consiglio della lingua. La difficoltà esce da precarietà linguistica. Allora io messa apposta la parola precarietà. Perché un caso si è posto quando lavoravo con il servizio della lingua. Te la ricordo? Oh. Allora, io c'è precarietà, c'era precarietà. Allora, precarietà. E qui c'è tutto un tocco simbolico, come un fe. Allora, abbiamo la parola italiana e ce l'hanno mandata a noi. Ma l'hanno mandata, ho detto guardate, c'è la parola musino, c'è la parola carestia. Ah, sa un po' si qua musino, si qua carestia. E poi, come da capire? Ma capisci, c'ho pia le parole che la capisci a c'ho pia le parole che la capisci a gente ignorante. Perché la gente ignorante ha bisogno di andare a scuola e dunque c'è bisogno di generalizzare l'insegnamento di agosto nei cittadini e nei maiori. La scritta Marcellesi nell'85, le cose sont illettrées dans leur langue. Ils savent la parler, ils ne savent pas la lire, ils ne savent pas l'écrire. Il faut faire un grand plan pour former les adultes à la limite, avant les enfants. È passato 40 anni. Sono passati 40 anni. Eh oui. Sono passati 40 anni di poi, l'insegnamento si è sviluppato di molto e è meglio l'insegnamento civile nelle camere partite, diceva non so mica specialista, ma è meglio l'insegnamento civile a un livello che deve essere solo senza tenere conto, non capisco, di ciò che lui è sul resto di ciò che è la rete sociale. No, cioè l'idea di formare un popolo, i giovani e i maiori, tutti, tutta la scuola, tutti quanti, tutta la scuola. Non è che così che si può crescere a livello di coscienza. A scuola ti è un'idea di un concetto. Precarietà, chimica, ma come precarietà, No, ma chimica. se dopo non discorso mica di me, ci sono i punti che hanno messo in rapporto e dal cinema come te, un discorso di me, che con una missione a parola che diceva in francese, biblioteche, come arriva e come scriveria per piacere. Poi io scrivo biblioteca. D'accordo. Dopo posso mica accendere l'Italia, biblioteca. Ma allora, giustamente, per leggere i dettagli, per chi va in parte ciò che vuoi dire è un principio, non dà a linguistica, si sa che gli intesti per chi biblioteca di un intesto sapiente e gli intesti sapienti sarebbero a lingua degli sono stati pigliati. Dunque, a chi preconizzato di biblioteca per via di l'evoluzione cavaliere stata ereditaria di parola biblioteca per portare Bibbia, a chi considera la biblioteca e ciò che è come un impresso sapiente e tanto considera la parola biblioteca o biblioteca o come questo è un tipo stesso di discussione che tu ci deve essere in diretta a un consiglio a lì. No, ma c'è una discussione interessantissima. Sono d'accordo, ma io sono qui dopo aver sposto, dopo aver letto questo libro, per discussione da 6 punti di vista, mica tutti, ma come biblioteca ci vuole anche un blog per continuare. No, ma manco un consiglio a lì. Ma cassare. Io d'accordo, ma in due sono d'accordo e chi su consigli di lingua per un momento non esiste mica e tutti gli giorni, anche se la DSEC ha fatto un lessico tremendo nella matematica in lingua russa,
tutti i giorni mi manca una parola, tutti i giorni sono obbligata a inventare una parola in classe a scuola e come me, professore di matematica che inventa queste parole in del paese, siamo ce ne fa. manca un consiglio della lingua, torna a pigliare con questo paese, con una commissione di annuncia. Non tocca 60 anni. Ma Volete che avete parlato ancora un po' morto? ma contro non sono mica contro, ma che non finisce mica a formare l'accademia che è da contro lo spirito di polinomia. Consiglio, mica accademia. Ma le mentalità sono sticky Allora, un travaglio con consiglio. Ha messo mica un consiglio dei toppi, che credo l'avrei usato. Ha messo a piazza la toponimia comunale, cadastrale e generale, l'aiuta alla costruzione del linguismo in 30 collettività e approcci al comune e alle collettività dei comuni, a produzione prioritaria di una grammatica e di un dizionario ufficiale in ogni lingua sotto la forma elettronica, gratis, a disposizione di agente, in modo da fare una pratica democratica, una grammatica. Ma questo si può fare, ci sono i mezzi. Se tu pigli l'exilogos, il dizionario di lingua, in modo italiano, appunti, c'è la pronuncia, il portoghese è lo stesso. Ecco, cioè fa un lavoro sistematico, non tecnologia, e la produzione di neologismi va sorte da legalità. Ecco, una presa in carica con l'università di uno studio di un comportamento linguistico di approssimazione, ripeto le decisioni pigliate a proprio spannamento linguistico. Allora, andiamo a finire con un po' di esempi. Allora, c'è una forma di concentrazione che si fa, ma si fa a calcio a punti. Guardate, per esempio, vedete, notizie di utilizzazione, notizia l'utilizzazione. O compare che notizia. Ecco, c'è bisogno di fare un travaglio mentale. L'intenzione è buona, è come Facebook, l'intenzione è buona, il risultato da. Ecco, piate un caso di un documento ufficiale, come quello della collettività, regolamento di aiuti per il patrimonio. L'aprite, avete i titoli, corso e francese, l'interieur, tutti gli iscritti sono francesi. Se poi avete un corso dopo il francese non direi più a niente. Un corso ha ufficialità parola di una lingua di etichette. Le corse, c'est une langue d'étiquetage. Voilà, on met des titres et poi dopo on passe aux choses sérieuses. Ma posso andare se tu sei mica di un corso, sei mica di giorno di mangiare. Perché adatta scritto al corso, tutto questo è francese, ma Ecco, c'è da perdere solo a dire. Perché lì, ciò che penso, diceva a Gianmarco, tutti i fondamentali che non siamo noi fondamentali. Hai detto conto? Hai detto che tu vai in campagna elettorale che tu scopri, dici mica, come va a costruire amici, come posso fare a costruire? Quando tu dici a parlare cosa, sì, ma vedremo, tutti i nostri fondamentali, ditti fondamentali, hai detto conto. Non ti basta. Allora, se mi fai uno speech, qui siamo i pochi, siamo in maggiorità, No, poi mica di un popolo neolemica, perché se tu dici un popolo neolemica, pia etichette e ti stai a etichette e basta. no, o popolo è contento, voilà. No, ma di un popolo non ha mica l'abitudine di avere un corso scritto, cioè che un corso diventa una pratica culturale ordinaria. Per esempio, piate un caso di nomi di paesi, di comuni, come si sono scritti in tutto il corso mattino, oggi, 40 anni da rete, Fiolicata va nell'utilizzare, c'era la rivoluzione, ma ti passa, no, è mutata, quanto sei? c'è un scarto che c'è troppo maiore, c'è un fatto di buttare ufficialità e non da significa i mezzi in avanzata, non si può avanzare. Sono i tuoi che ti danno un po' male, domani c'è l'ufficialità, domani sono i tuoi che ti danno un po' male. Ma perché c'è sempre la scelta? Un problema è che viviamo a ufficialità
inizialità o bislinguismo come a presenza di tutto in te due lingue. Ma il bislinguismo non è mica vero. Il bislinguismo permette a una visione personale di avere accesso a due lingue, di dire certe cose in una lingua e certe altre cose in un'altra lingua. Ma non è mica perché chi ci vorrebbe sempre a dare tutte le informazioni in te due lingue. Fin tanto che non verremo sarà sempre più facile per Ayante di leggere il francese, soprattutto quando il francese è scritto prima che uno. Ma qui penso che alla data perché siamo tutti la consegna, ma voglio dirti. Ma perché on ha scelto, non c'è mica la scelta. Non la democrazia. A Sant'Anì c'è il 70% di autonomia nazionalista. Se il 70% di senti mi tiene su bisogno di scuole bislingui o immersivi. A chi ne è? Ma c'è una certificato e poi c'è la fissiera. C'è un livello ancora, questo è un altro discorso. E quindi ne abbiamo parlato sociolinguistico. Ma la cosa che cerca di noi, perché ci vorrebbe che i parenti, giusto per questi parlano così, giusto per questi. Ma un po' non sono ma che sono vittime giustamente, ci ne sono vittime poi ce ne Ma con questo la lingua abruzzese si sa che nella zona è tutti parlati nell'isola e c'ha qualità di tutto, di una ricchezza. Giusto questo Sono vero. si dice l'ingrado di sua cura. Se avesse scritto in francese, era scritto un corso, quanto ce ne sarebbe che un'idea? È sempre stessa. Il popolo ha bisogno di andare a scuola, ma se tu voti all'ufficialità, senso che l'ufficialità, attenzione, l'ufficialità non viene mica una parte anche loro. L'ufficialità in Catalogna non è mica l'ufficialità in Galizia, l'ufficialità in Galizia, no, in Corsica non c'è mica l'ufficialità, no, c'è no, ma in Galizia hanno i mezzi legislativi di ufficialità, capisci? Ma ti ho fiasco lo stesso. Hai capito la questione? L'obbligazione di quelli che la sanno l'obbligazione di no, ma c'è che abbia un problema di comunicazione, non è mica un problema, è un punto di vista, consistente così, e te votata l'ufficialità, sapete che imparava lo Stato non vuole mica rispondere a Salomone, l'ufficialità è stata votata in modo lato, sono mica i nazionalisti storici che hanno votato l'ufficialità, dunque c'è un consenso, ma ci sono affari che si può fare. Allora, pigliamo su caso, per compito, pigliamo su caso, mi potete lì, anche allora, se non hai un certo scritto francese nel corso, ha costato 2 volte più caro. No, può costare, può essere, ci sono dentro i problemi, ma vieni, guardate mentre la cosa. No, questo è ma tanto poi fa un affare, puoi avere un sito di attività, chi mette il tuo documento in francese, metti il documento in corso, tanto vi fa piacere, ci sono le modalità, poi unde. Se tu non ti mica tocca qui, non puoi mica cambiare mentalità. Allora è qui è vita, qui c'è tutto da fare, qui c'è un consiglio, non può continuare come ça. hai capito la questione? Che si sa immaginare in corsi da ci sarebbe manco una persona sopra 10 piani. Oggi devo dire. Pure abbiamo i giovani, quelli che sono andati a scuola, ma torna a pigliare. Ma ce ne sono 85, i corsi non sanno né leggere né scrivere. C'è un vecchio dibattito in economia, est-ce que c'est l'offre qui crée la demande ou la demande qui crée l'offre? Diciamo lì, se non c'è troppo lingua francese, le persone non mica imparano a corsi, con veramente l'interesse di imparare a corsi, se non mica 20 anni, sono di un'altra docenza. Ma allo stesso tempo, se tu si faccio un contratto, da se si tira la gente, l'offre crée la demande o non crée l'offre? Ma se tu ti stai così un po' No, come viaggiamo sicuramente, come viaggiamo, non sono mica avanzati, ma a passi pian piano. E alla fine, hanno votato in che anno l'hanno votato? Degli anni fa. In che anno? Ad
in 10 anni certi affari si potevano fare, non c'era mica bisogno della concezione del governo, fermo tutto ciò che non vorremmo fare e basta.